25 l'originale. che c'è per far sotto. Madonna, adesso mi sbatte su per il giornale, lo dico. No, è roba che resta. Ma l'aveva un fazzoletto rosso, signora, al collo qua? Eh? Fazzoletto rosso, al collo qua, signora? Sì. Dei Non ho Garibaldi. neanche capito. E vedete che il mio procuriere è il suo amico, quel che è venuto qua prima. Ma che vuoi quello originale? Ecco, non ho più. Perché dopo l'estate bruciata la casa nostra, l'estate i bombardamenti, è andato per tanta roba. And if you tolerate this, then your children will be next. Nata a Vittorio Veneto il 10 giugno 1922, se vuoi dire anche dove. Sono nata da Peo di Sora. Mi sono così perché aveva il papà che era così. Colle Sant'Antonio. Perseguitato per Perseguitato, sì. Lei era comunista, mio papà l'ha fatta al confino, l'ha fatta alla prigione e la figlia è venuta a compagno del papà. E lui fa il suo mestiere, fa fagname, invece viene una fagnameria, piccola fagnameria. Mi ricordo che buttava tutto per terra, che in cerca dei volantini, in cerca di materiale. Mi so che avevo 12-13 anni quando che è andata al confino. All'isola d'Elba. Quindi la sua famiglia è rimasta senza il... Senza il perno, certo. E la mamma andava a servire. È venuto fuori dal confino quando che nel SES Vittorio Emanuele, il nostro qua Vittorio Emanuele Matuzzelli qua. Quindi ha fatto una... E lavora un'amnistia con nascita di sto Vittorio Emanuele. Comunque suo padre ha continuato ad essere perseguitato, diciamo. Sempre, sì, lui non ha mai cambiato idea. Essendo appunto che mio papà era perseguitato politico, ho dovuto a scampare perché vensi sotto torso, papà e anche figlia, e scappando via sono andata in montagna. Perché si è presentato un da me, che era il famoso Castelli che è stato fucilato in piazza Salsa, si ricorda? Sì, esatto. Ed era fascista. Era fascista quello. E si è presentato in cerca di mio papà e lei aveva una lista che doveva bruciare la via Caprera, le case, e di qua era anche la nostra, insomma. E ora ho saputo questo Castelli e l'ho portato su con i partigiani. Poi mi ha accompagnato per andare su, sono andata su in consiglio, insomma. Sono scappata via se non mi copiava anche a me. Faceva la staffetta partigiana e collegava le varie brigate, i vari gruppi e anche faceva il giro, diciamo, con la funivia fino a Vittorio Veneto. Sì, con la funivia, con la... Sì, che di funivia, di carrella, di staccionamento. Il carrello dell'Itacemento. E sono venuto a Consiglio quando che le arrivai i tedeschi di mia cattura. Sono ancora qua. Ma se mi catturano mi vanno a tirare le spese di sicuro. Allora non avevo paura. Non aveva paura di niente. No. Anche perché la mia famiglia è sempre stata perseguitata, il papà. Quindi allora, ho ricordi proprio. No, la tornerei a fare. La tornerei a fare. Quando che finì la guerra, dopo mi sono sposata, che ho avuto un mio figlio là, lavoro non ho mai trovato qua, essendo che era purtroppo così, segnalata male, e ora sono andata in Svizzera e ho fatto quasi 30 anni, 28 anni in Svizzera a lavorare. Sono andata a fare il blocco là da Colussi, da far andare fuori tutti gli operai. Uno sciopero quindi. Ecco. Del vecchio che era la Camera del Lavoro allora. E mi ha detto, guarda che Colussi
i miei che mandi 3, ma no T. E ora vuol dire che perché eri comunista. In Svizzera sono andata via la prima volta nel 51 e sono venuta a casa nel 72. Avevo delle amiche che erano già là. E quindi lei è entrata Sì. in contatto con loro, Sì, e mi ha trovato un posto e sono andata. quindi lei è andata lì avendo già un posto di lavoro lì. Sì, sì, sì. Sì, se no non si poteva andare. Ok, quindi lei aveva questo permesso di lavoro lì, Sì. è andato a Ginevra ed è stato qui abitato insomma a casa dei suoi datori di lavoro. Di lavoro, sì. Ok, come donna di casa. Donna diciamo. di casa. Il mio giorno di riposo, se mi eri fuori a che vedermi padrone, e dire bonjour madame, in che capelli, e qua ti dà una stangata qua. Avevi tutti i diritti come loro. Ho avuto il permesso C, che sarebbe quel che potevi avere come loro, insomma. Potevi avere una casa, potevi avere un lavoro, potevi avere... Comunque la mia vita l'ho fatta meglio in Svizzera che in Italia, lavorando, sempre lavorando. Quindi lei era quindi anche lontana dal suo figlio, dalla sua famiglia. Sì, è Lei- male perché vivi a casa piccolo, vero? E, Veniva in casa una volta all'anno. e mandava i vacanza. soldi a sua madre. Sì. Mai sentiti, anche se era come lui, mai, non so.